Si è discusso di ictus ischemico nella Real Life a Canicattì presso il Centro Culturale San Domenico, dove si è presentato un evento scientifico nato dall'esperienza maturata presso l'ospedale Barone Lombardo, da un'intensa collaborazione tra medici, internisti e radiologi. Da Canicattì parte anche Made in Imaging, una proposta inusuale, se non inedita, che vuole essere l'inizio di un percorso metodologico nuovo. Il congresso ha proposto un importante momento di confronto interdisciplinare finalizzato a un aggiornamento avanzato sia sul piano clinico che su quello di radiologia diagnostica ed interventistica e ha visto tra gli altri anche il qualificato intervento dell'assessore regionale professore Lagalla. Direi che Canicattì dà un bel esempio di attenzione e di curiosità intellettuale scientifica, cioè quella di portare a sistema le stroke unit, quelle realtà sanitarie che grazie al concorso di più competenze specialistiche in ambienti ospedalieri specificamente attrezzati riescono a fornire una risposta terapeutica efficace all'ictus trombotico, determinando evidentemente una trombolisi e quindi una riduzione degli esiti invalidanti della malattia. La Sicilia ha avviato già da anni un percorso di attivazione delle stroke unit, un percorso che è ancora in itinere, che va perfezionato dal punto di vista organizzativo e anche realizzativo, ma che a mio avviso pretende oggi, impone anche un allargamento della rete stessa, perché occorre ed è necessaria una copertura diffusa del territorio, ma anche il rinvenimento delle competenze professionali. È il motivo per il quale ho sottolineato, in particolare nel mio intervento, il valore della formazione medica, il ruolo delle università e le esigenze di aggiornamento degli insegnamenti erogati nelle scuole di specializzazione. È un'iniziativa di estremo interesse, è il secondo anno consecutivo che a Canicattì si realizza un congresso dalla valenza nazionale. Peraltro il tema trattato è estremamente importante, perché parlare di ictus oggi significa parlare della terza causa di morte e peraltro con situazioni che non solo portano alla morte, se non portano alla morte portano a situazioni estremamente invalidanti. Quindi un congresso che porta alla condivisione di temi e problematiche complessi fra radiologi, neurologi, medici internisti, pone anche le basi per la creazione di una rete territoriale che manca, perché in Sicilia purtroppo queste cose, a differenza del nord, non ci sono, e speriamo possa essere anche un utile strumento per la politica per investire su risorse tecnologiche e su personale altamente specializzato. Cos'è Made in Imaging? Made in Imaging è un termine che vuole rappresentare la fusione della problematica medica con quella dell'imaging, quella delle tecnologie medicali che utilizzano radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Il congresso di fatto fonde le esperienze che diventano in qualche modo biunivoche dei radiologi con quelle dei medici internisti. Oggi bisogna fare una medicina personalizzata, quindi non lavoriamo più a compartimenti stagni, ma cerchiamo di condividere le nostre esperienze su temi di grande interesse. Si parla sostanzialmente di un argomento attuale di grande interesse istituzionale, cioè noi parliamo praticamente di una patologia che rappresenta la terza causa di morte per quanto riguarda i paesi industrializzati, nonché la prima causa di inabilità nelle stesse aree geografiche. E cos'è Made in Imaging? Made in Imaging è praticamente una cosa, un'argomentazione un poco che comprende sia la medicina, cioè praticamente la medicina e la radiologia, è combinata nell'esperienza appunto dei medici che sono interessati a seguire determinate patologie. Ecco, quanto è importante, diciamo, la prevenzione in questi casi, dottore? Ma più che della prevenzione, purtroppo questo è un fatto soprattutto acuto, in quanto praticamente grazie a una terapia eseguita tempestivamente possiamo cambiare il decorso e l'esito della patologia che, come ho già detto, rappresenta la prima causa di inabilità nei paesi industrializzati. Un paziente cosa deve fare una persona, diciamo, per cercare di prevenire il momento ischemico? La prima cosa che deve fare il paziente ai primi sintomi deve recarsi subito in ospedale e seguire la diagnostica strumentale che adesso siamo
una metodica molto avanzata che può determinare appunto per definire la malattia e quindi può correre ai ripari. Anche perché l'ictus, diciamo, è la prima fonte come numeri di disabilità per l'uomo, no? Sì, sì, infatti è così, infatti è una cosa drammatica, ma specialmente in questa era possiamo dire effettivamente che si può cambiare il decorso e l'esito della patologia se effettivamente viene trattata tempestivamente. Se non viene trattata tempestivamente purtroppo è causa di inabilità. Ecco, un dato statistico magari qui del territorio, su quanti casi abbiamo mediamente, com'è? Il territorio mediamente, i casi sono praticamente, per quanto riguarda sia il sesso maschile che femminile, è un dato molto più grande di questo. Si parla praticamente che colpisce in media anche l'età giovanile ed è molto frequente. È più frequente nelle donne o negli uomini? O secondo l'età, insomma? Indifferentemente, secondo l'età, secondo la patologia primaria che il soggetto ha praticamente accusato.